da Cavetto. Insomma, signore, io l'ho detto anche prima, nel teatro, il dopo il chip, il cap, vabbè, signore, lasciate stare. Ehi là! Ehi là! Dite, signore, ditemi. Sentite, ditemi una cosa. Sì, perché non mi niente da fare. Venisse Varichino. Io! Oh, che avete capito? Volevo dire se avete fatto la ritrovanza di un ricchino che ieri sera perdò dentro al porchetto. No, signore, io non so niente di queste cose qua. E poi non dovete chiedere a me. Io sono il direttore. Dovete chiedere alla donna delle pulizie, al custode, non lo so. Ma non è mai tutta questa popolazione. Ma signore, lo teatro è avviato per marcato. Ma saranno nei camerini sul palcoscenico, non lo so. Io l'ho detto, questo teatro è straniero assai. Ehi là! Ehi là! Nada, Vodemo. Dite, signore, ditemi. Sentite, allora io me ne vado. Sì, sì, sì. Ho da fare dei bisogni repellenti. Ma poi torno qua, Sapete che cos'è? Vado a pascolare un po' con la fuga. Signor, ma come ne prema a me che le pigliate a favuglia? Ma lo sapete che voi siete schistimato abbastantemente? Ma come? Io perdo un ricchino valoroso e voi me ne districate. Signor, ma come ne prema a me nei ricchini vostri? Ma quello è un dio te la manda, un dio te la manda, un dio te la manda. Maro, pigliate! Maro, levamella! Maro, portatella! Lazzarattolo! Facchino! Mammifero! Che agguato, Murichini, che agguato, Murichini, che agguato! E non c'è stato modo di poterla vedere. Un marito e una moglie sotto i pazzi che posso fare quando ho fatto tutto il possibile e non ha potuto essere. Ma voi ci fate un consiglio. Scrive un biglietto, sì, e quando viene tu sull'aria. Dire poi che penna. Ecco qua. Ci pensi, ci pensi. Mia bella Eva. Ho fatto tutto il possibile per fittare la casa, ma non ci sono riuscito. Oh, spero che sarò da te compatito. Stasera ci vedremo. Ama per sempre il tuo eterno Gaetanusso. A voglia. Chi non è venuto a voi? No, aga brustanga. Che state, ne cambiata? E invece di compatita ci fate compatate. Basta, voce unica voce. Che diavolo, ma mi sta mangiando? Siete che avrei mangiato tipo vostri caima. Credo che è prossima a venire. Perché è andato un po'? A cui mangiamo più insieme? Allora ritorno alla 4. Mi fai piacere di dirle che non è stata colpa mia. Io ho fatto tutto il possibile ma non ci sono riuscito, va bene? Va bene, ti sento. Dite qualcosa. No, lasciate No, stare. signore, la mancia te la devi prendere. Lasciate stare. Non mi insisti. Lasciate stare. Lasciate stare. Dai, sì. Non mi ringraziare. Grazie. Dico me spende. Figlio di qualcosa e mi metto un soldo in mano. Ma come curioso. Chi l'ha che ne sta prendendo ancora in famore? Invece si è chiuso a sanzionare le povere. Carmela! Come andate? Signore Carmela, mi è venuta una mezza pazza. Mi ha cercato ricchino. Sto chiudendo il corridoio, la prima fila l'ha ci trovata.
Oh, che bene, ti fai riuscire con me fatta e c'è orario. Va bene, non dubitate. Chiamo Giumino, facci da brezzo, che il concerto stava a cominciare. Ma perché diretto è cominciato il concerto? Non ancora, ma si sta provando la musica. Però si provano i ballati. E alla fine si provano i scene. Ah, specialmente la scena d'inferno che è bella assai. Ci stanno certi mostri con una capa tanto. Maia, vorreste vedere proprio a scena quando cara te. Ah, Carmelo, quella è una bellezza. È una bellezza. Che bello uscito, guarda, la trovo tirata per giù. E mo? Ma chi mi dà questa casa? Custode, sapete se è venuta la prima ballerina? A chi se n'è nato? Non signore, non è venuta ancora. Potrà attenderla sul palcoscenico? Non signore, no, non si può così. Giusto. Forse stanno facendo il concerto. Sì signore, ho ballo nuovo che sa da fare stasera. E qua posso aspettare? Guarda, se volete voi potete pure aspettare. No, grazie tanto, io sto sempre all'invito. È facile come lo pare. Signore, che non si può fumare, legge da là. Avete ragione, è vietato fumare. Signori miei, cosa faccio più? Fatemi assentare un poco. Venite qua, venite qua. No, io no. Che sta sono un gaetano? È la terza volta che faccio la rariata e io non posso rariare troppo. Anzi, meno rareo è meglio. No, ma a chi vuoi? Guarda, a chi vuoi? Un momento. E non lo vedete che affagno? Fatemi riscialdare, no? Signore, io sono poco chiacchierare. Ah, signora, non può dire Nuovo, che la mamma era una balena. Sì, datemi una seggia, ma se no mi devo assentare a terra. Grazie. E come mi fanno male gli estremisti. Sì, è perché io sono venuto anche in anteprima. Sì. Ho parlato col sorvegliante. Chi avete parlato? Col sorvegliante. Col secondino. Insomma, coraggio parla! Dunque, volevo sapere, quando si fa la perdenza di un oggetto valoroso, a che bisogno si fa? Domanda, a che bisogno? Sì. Si è mandata signora. Signore, avete perduto qualche cosa? Sì, signore, e adesso ve lo spiego anche a volo, sì. Dunque, ieri sera mio marittimo Gaetanino mi portò a questo teatro e mi prendò un porchetto al primo piano, sì, per farmi vedere il concerto del ballo nuovo. Quando succedò quel guaio con la neva, che volete che vi dica? Si c'è un griterice, lo c'ho detto. Ma se no non da lei. No, ma io lo voglio dire. Dunque, imboscata nella mia mente, mi dovette scappare dall'orecchia mia di me medesima il ricchino senza che io me ne accorgiò. Un sciacquo e sciaccone. Sì. L'avete ritrovato? Ah, sì signore, è stato trovato il vestito. No, signore, scusate, ma mi dà dicere prima come è fatta. Oh, è troppo giusto. E allora ve lo riscrivo. Dunque, Eva, La sorella Eva. sora mia, chi è? No, io non ho sorelle. Mamma ne ha fatto sulla mente. Meno male. Chi è? Non c'è Eva. Io sto facendo la sottoscrizione dell'oggetto. Dunque, Eva, un bel ciampo di cavallo. E nel mezzo del cilcietto c'era. Oh, dice Eva. C'era. C'è Eva.
questo si dice Dio te la manda. Non lo so. Non è troppo restituita. Ma neanche se la capisco mai. Io rinunzierei. È l'emozione. Adesso lo prendo, aspetta. Ecco. Grazie. Adesso vediamo, È proprio da lui! Oh, grazie veramente. Sì. Ma ve l'ho fatto il momento. Chi vede? Oh, Don Giulio, guardate Don Giulio. Don Giulio. Date a Don Giulio quello che è di Cesare. Ma viene Don Giulio perché ce l'ha di dare a Cesare. Date a Don Giulio quello che è di Cesare e a Cesare quello che è di Don... Insomma, se lo spartevano, Ma io non me lo ricordo. Sono personaggi che stavano vicino a Roma. Proprio di antiquariato. Insomma, mi spetta la mangianza. Oh, ma pigliamo un lucefra. Tenente! No, tenente, 2 livore. Cicore. Che se è tua appiccicato che avrà male. Ma com'è curioso? Ma chi gli parla? Ah, ma lei è il porcoscenico. Signore, è il palcoscenico. E posso trasire? No, signore, là non si può trasire. Sento luogo, sì. Là trasano solo chi verrà compagnia. Perché se traso qualche d'uno è strano. Io pago la multa. Allora me ne vado. Come ha dato questo? Pregiatissima signorina Emma. Ma che fate qua? Tendeva voi. Carmela? Comandante, sono venute mie lettere? Una sola. Eccola qua. Grazie. Ah, ma adesso la leggite? No, avanti. Aspetta, sopra le lettere, signore. Sorelle. Ma quello chi è il cantante?